Ma oggi in piazza perché la situazione è diventata insostenibile. Il governo sta effettuando dei tagli gravissimi sulla sicurezza dei cittadini. Questo purtroppo ci ha portati oggi a fare questo sit-in pacifico per segnalare delle disfunzioni che siamo arrivati proprio senza benzina per i mezzi nautici, per le nostre autovetture che vigilano sulla sicurezza dei cittadini. Questo a nostro avviso è grave. Il Ministro ci riconosce a noi professionalità, grande zelo, attaccamento al dovere che noi faremo sempre come abbiamo fatto sempre, ma purtroppo non si può più andare avanti. Voi vi sentite in un certo senso anche abbandonati dalle istituzioni, dallo Stato? Sì, l'abbandono ha comunque un'origine. La campagna elettorale di questo governo è stata basata quasi del tutto sulla sicurezza e noi avevamo delle aspettative non indifferenti da questo governo. Tutte queste aspettative sono state disattese, i tagli sono stati sempre indiscriminati, non contando sulla risorsa notevole che noi, Polizia di Stato ma anche tutte le forze dell'ordine, potevano dare per indirizzare questi tagli, poiché gli sprechi sono tanti, è vero, ma i tagli indiscriminati sul singolo dipendente per la mancata corrispondenza degli emolumenti sul contratto di lavoro che ce l'abbiamo bloccato fino al 2014, per la mancata considerazione sulla previdenza. Noi aspettiamo novità sulla previdenza complementare che riguarda il decreto, la legge Dini del 95, ancora non abbiamo avuto nessuna risposta, sul riordino delle carriere per dare un attimino speranza ai colleghi di prospettive future di un certo livello. Tutto questo è stato disatteso. L'abbiamo intitolata Allarme Rosso la nostra manifestazione oggi e stiamo distribuendo a tutti i cittadini una facsimile di un'obbligazione, di un contributo appunto per la benzina, che non riusciamo neanche più a acquistare la benzina per le nostre autovetture, e questo proprio fa capire la situazione generale nell'ambito della polizia e non solo. Tutto questo andrà a ripercuotersi proprio sulla sicurezza dei cittadini di tutta Italia.